Pronti? 1, 2, 3. Primo segnale è subito quello valido. L'errore di Visipan. Zanna dei Venti rientra, numero 1 cede, Visipan veloce dalla seconda squalificato. fila del suo nastro Roxy Numero Viking 8 che è Tatu terza avanti a squalificato. Zagaran Bigi. Fioccano le squalifiche alla retroguardia Tilde Matti e Ruen Pest TFT. Questi gli esenti da errore. Avanti alle tribune Zanna dei Venti battistrada nei confronti di Tunecede, quindi Roxy Viking, Zagara Bigi alla retroguardia del gruppetto. Sono sempre Tilde Mati e Ruen Pest TFT. 37 e 400 d'approccio da parte della leader Zanna dei Venti. Completa i 600 in 47, mette la testa ai fuori Ruen Pest TFT. Ha ripreso contatto Ute del Ronco dopo l'impasse iniziale. Completamento del primo giro di corsa, passato in 1-2 appena abbondante. Prosegue nell'avanzata Ruen Pest TFT all'esterno, che va a far coppia con Tunecede, mentre davanti Zanna dei Venti guadagna sullo slancio un paio di lunghezze abbondanti. 1000 in 1.17,7 però. Parziale relativo alla prima parte di gara, veloce ma non troppo, cerca di condire via il cronometro Zanna Venti, che ha guadagnato una dozzina di metri nonostante la spesa limitata. Ora ha iniziato a camminare 14,4 davanti alle tribune, amplia il gap nei confronti di Tunecede e Ruen Pest TFT, alla quale viene difficile all'esterno. Un altro paletto in 15 per Zanna dei Venti, che ha rotto decisamente gli indugi. Mette lì un parziale non scritto in 29,4. Ruen Pest sopravanza molto più indietro Tunecede, quando la leader Zanna dei Venti ormai però al completamento del miglio in 2, 1 e 2. Questo basta per avere 25 metri di margine nei confronti di Ruen Pest, che è nettamente in seconda posizione a 250 metri dal termine. Zanna dei Venti che ha fatto tutto per fatti propri in questo doppio chilometro in retta arrivo. Zanna dei Venti che mantiene inalterato il margine, vince parlando una lingua che è assolutamente sconosciuta per questi. Ruen Pest TFT è ottima seconda, al terzo sui resti degli altri emerge Tilde Mati. 29,7 anche 30 gli ultimi 4, il doppio chilometro in 2,31, tutto giocato all'avanguardia per Zanna dei Venti. Giorgio D'Alessandro Junior, i colori del signor Giuseppe Granata. Da calda favorita Zanna dei Venti, emerge chiaramente il numero 3 sul tabellone al primo posto, al secondo il 9 di Ruen Pest TFT, al terzo il 7 i Tilde Mati.